Qua è tutto un magna magna. Cucina all'italiana con Sammy Varin. Assolutamente sì, toglietevi ogni tanto una soddisfazione, se non bevete almeno mangiate qualche cosa di diverso, approfittando per fare una gita, un weekend fuori porta, da quanto tempo non lo fate? E allora buongiorno, buona domenica da Sammy Varin, chi mi ascolta la domenica alle 12.30, buon mercoledì da Sammy Varin, sono ancora io, chi mi segue subito dopo le ore 12 del mercoledì, attendete per una settimana ogni volta questa trasmissioncina veloce veloce che si chiama È tutto un magna magna, dove si mangia, si beve e cos'altro? Niente, si gira, si fa un weekend, no? Tu subito pensi male, si fa un weekend, si spende qualche euro, d'accordo, aiutiamo l'economia italiana, però molto spesso si può fare anche una semplice giornata dalla mattina alla sera, cambiamo aria cercando di vedere qualcosa di particolare. Sono feste, sono sagre, mai troppo piene di gente. No, 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 quelle famosissime non ve le leggo neanche. Vado a cercare roba particolare. Da cosa cominciamo? Beh, cominciamo da quelli che non hanno voglia di andare troppo in giro. Eccoli lì, quelli che abitano nell'Interland di Milano e dicono no, no, però fare troppa strada, non è ancora stagione. Come non è ancora stagione? Siamo entrati in primavera, signori, dai, 21 di marzo, primavera, 20, 21, 22 di marzo, per festeggiare la primavera, la festa pugliese a Senago, signori, e uno non c'ha voglia di muoversi, ci potete andare anche in bicicletta. 20, 21, 22 marzo, Senago, Interland di Milano, piazza Aldo Moro, dalle 10 del mattino alla mezzanotte, ingresso libero, si mangia street food con cibi pugliesi e prodotti tipici, birra artigianale e folklore, area coperta attrezzata con tavoli e sedie per mangiare, ma soprattutto intrattenimento, musica, balli tipici a pranzo e a cena. Ragazzi miei, 20 marzo collettivo musicale in concerto a tutto sud a partire dalle ore 21. 21 marzo suoni dal Salento, pizziche, serenate e stornelli, ore 21. Domenica 22 marzo i Controtempo, e anche qui animazione dedicata al sud della nostra penisola. Ragazzi, c'è da divertirsi senza muoversi di casa, praticamente a Senago, Milano, la festa pugliese 20, 21, 22 di marzo. Non dobbiamo dimenticare però che questa settimana, per chi mi segue in diretta, domani 19 marzo è la festa del papà, fiera di San Giuseppe a Gagliate, provincia di Novara, questa domenica 22 marzo. Allora, prima di tutto un regalino al vostro papà, parlo anche con i miei figli, speriamo che si ricordino. Poi, perché no, un bel giro alla fiera di San Giuseppe di Gagliate. Si comincia già questa settimana, venerdì 15 marzo, ma si prosegue poi a domenica 22 marzo. San Giuseppe raddoppia, fiera in Viale Leonardo da Vinci dalle 9 alle 17, Luna Park in piazza Vittorio Veneto. Siamo sempre a Gagliate, la primavera arriva con profumi, colori, tradizioni, attrazioni e divertimento per tutti, e per viverla al meglio la fiera di San Giuseppe è pronta a far vibrare Gagliate insieme a tutta l'energia del Luna Park. E per rendere la giornata ancora più speciale, domenica 22 marzo ci sarà anche il tocco vintage del mercatino dell'antiquariato, il baule dei ricordi, pronto a farvi scoprire oggetti unici, curiosità e piccoli tesori dal fascino intramontabile. Una giornata di festa tra shopping di primavera, buon cibo e sapori della tradizione, atmosfera viva, allegra e tutta da vivere, vintage e ricordi con il mercatino dell'antiquariato, signori. Bella idea fare un bel giro questa domenica 22 marzo a Gagliate, Novara, per tutto il giorno. Si avvicina anche la Pasqua, Pasquetta in allegria il 6 di aprile. Dove siamo? Siamo ad Isola d'Asti, in Piemonte. A Isola d'Asti, naturalmente, provincia di Asti. La Cascina del Sole riorganizza Pasquetta in cantina.
Allora, vediamo un attimo. 6 aprile, ore 10:30, l'aperitivo di benvenuto con fricciule calde con salumi nostrani e le nostre bollicine. A seguire visita in cantina con assaggi dei vini. Alle 13 il pranzo tutti insieme. Insomma, avete capito che si può fare anche la Pasqua in allegria mangiando e bevendo al ristorante e andando a fare un giro in Piemonte. Isola d'Asti, provincia di Asti. Bella idea fare un giro a Cascina del Sole presso Isola d'Asti. Villa Badessa. Qui ci sono i sapori nascosti da cominciare a mettere in calendario, dove si trova prima di tutto Villa Badessa a Pescara, Abruzzo. Segnate in calendario 26 aprile ore 15, sapori nascosti organizzati dalla Proloco di Villa Badessa. Qualcosa mi dice che è un qualcosa che si mangia. Ingresso gratuito in piazza Scandenberg. Espositori di aziende agricole, vinicole, olifici, caseifici, mastri gelatai, birrifici e molto altro ancora. Degustazioni, abbinamenti, assaggi dei prodotti del nostro territorio, un viaggio alla scoperta delle aziende e dei loro prodotti. E ci sono anche i laboratori per bambini, quindi se avete dei figlioletti, dei nipotini, li potete portare. Dai, sapori nascosti, un viaggio nei dintorni, bel weekend, alzate il culo e ve lo fate, nel Pescarese, Abruzzo, a Villa Badessa, 26 aprile 2026 a partire dalle ore 15. Pensateci, poi naturalmente io vi do l'idea, ma se cercate su internet tutte queste notizie le trovate. Andiamo a Taranto con un grande saluto a tutti gli amici che ci ascoltano dal sud, lo sapete, con la radiolina DAB in tutta Italia. Radio Libertà si ascolta senza problemi e senza usare i gigabyte. A Taranto, curiosando, siamo a sabato 4 aprile, sabato 4 e domenica 5 aprile, a Taranto il mercatino del collezionismo e dell'artigianato in via Mignoni a Taranto, sabato 4 e domenica 5 aprile. Curiosando a Taranto. Qui siamo invece, si fa difficile la situazione, attenzione, siamo in Basilicata a Barile, in provincia di Potenza. Pasolini a Barile. Falò di San Giuseppe, ma dove siamo? Quando siamo? Dove? Dove? Perché non mi mettono la data? Il fuoco che illumina la notte, la comunità che si ritrova, le tradizioni che attraversano i secoli. 19 marzo, quindi domani, ore 19:30, piazza Pierpaolo Pasolini, parco urbano delle Cantine, Barile, siamo in provincia, ve l'ho detto, siamo in Basilicata. Mi sono perso completamente. Potenza, sì, Potenza, ok. Parco urbano delle Cantine. Barile rinnova uno dei riti più antichi e sentiti della sua storia, il falò di San Giuseppe. Questa tradizione affonda le sue radici nel mondo contadino e nei riti del passaggio dall'inverno alla primavera, quando il fuoco diventava simbolo di purificazione, protezione, rinascita. Con il tempo il rito si è intrecciato alla devozione per San Giuseppe, trasformandosi in una festa comunitaria fatta di condivisione, memoria e spiritualità. A Barile il falò porta con sé anche l'anima arabesce del paese. La comunità è stata fondata nel XV secolo da profughi albanesi in fuga dall'avanzata ottomana e ha custodito nei secoli lingua, tradizione e canti popolari che ancora oggi raccontano l'identità di questo territorio, tutto molto particolare. Durante questa serata il fuoco sarà accompagnato da canti e nenie tradizionali arboresque, dal concerto dei Blue Cat Blues, dai sapori della tradizione, tumac, metulezze, patate sotto la cenere e vino aglianico, in un momento di convivialità che unisce storia, musica e gastronomia. Un appuntamento che non è solo una festa, ma un modo per tenere viva la memoria di una comunità dove il fuoco continua a raccontare storie, radici e identità.
Se siete in zona, ragazzi, penso sia una bellissima esperienza di condivisione, posso dirlo? Pasolini a Barile, 19 marzo 2026 a partire dalle 19:30, piazza Pierpaolo Pasolini, Parco Urbano delle Cantine. Siamo a Barile, in Basilicata. Gli appuntamenti da non scordare in giro per l'Italia ci portano a ricordarvi, è ancora presto, ma io già ve la dico, la rassegna agricola del cavallo, no, e del cavallo, quindi rassegna agricola, ma anche del cavallo. Qui nella foto ci sono delle mucche, comunque, tanto per riesco ancora a capire. Bagnolo Piemonte, provincia di Cuneo, segnate in calendario 9, 10, 11 ottobre, chiaramente se siete espositori, se avete prodotti da portare, è da contattare chi organizza. 9, 10, 11 ottobre, la rassegna agricola e del cavallo a Bagnolo Piemonte, in provincia di Cuneo. E saluto i tanti amici che fanno mercato e che ascoltano anche Sammy Varin mentre fanno dei viaggi pazzeschi negli orari più strani e strampalati del mondo, è vero? Dove siamo? Dove siamo? Siamo a Roccavivi, in provincia dell'Aquila, la festa di San Giuseppe, 19, 21, 22 marzo. Signori, si parte naturalmente il 19 marzo con la Santa Messa solenne, l'inizio del triduo in onore del santo, inno, preghiera del giorno, benedizione, e non vi salvate, tutto il triduo prosegue in questi giorni, ma io vado dove c'è da mangiare. La sagra di San Giuseppe il 21 di marzo, questo sabato, la festa di primavera a Roccavivi, siamo sempre qui in provincia dell'Aquila, in piazza Santa Maria. Cosa si mangia? Orecchiette alle cime di rapa e salsiccia, panini con salsiccia, panini con wuster, tutto senza glutine, zeppole di San Giuseppe, acqua, vino e birra. Signori, questa è una di quelle sagre da portarsi a casa anche qualcosina per i giorni dopo. E poi la festa del papà, sempre in piazza Santa Maria, domenica 22 marzo, con animazione, giochi, dolci, poesie, gadget per i papà, laboratorio trucca bimbi e bolle di sapone a partire dalle ore 15. Siamo sempre a Roccavivi, in provincia dell'Aquila, con un grande saluto a quelli che organizzano queste cose bellissime e ancora poco pubblicizzate, signori, perché non le sentite certamente sulle grosse e grasse reti. Adesso andiamo in provincia di Pisa, perché il mio sogno è diventare un falconiere per un giorno. E si può fare. Vieni a scoprire lo straordinario mondo dei rapaci. Questa domenica 22 marzo, dalle 9:30 alle 13 a Casciana Terme Lari, in provincia di Pisa. Prenotazione obbligatoria, è meglio farci un giro sul sito www.ipredatoridivallefredda.com, ipredatoridivallefredda.com, per fare questa bellissima esperienza. È un'azienda agricola che si trova a Casciana Terme Lari, provincia di Pisa, e ti permette di provare l'emozione di essere falconiere per un giorno. Domenica 22 marzo dalle 9:30 alle 13 a Casciana Lerme Lari, in provincia di Pisa. Oh, finalmente dietro casa, posso non fare fatica. A Varese siamo al 2-3 maggio, i sapori e colori della primavera proprio in centro città Varese. Via Marconi, via Leopardi, piazza San Vittore, Battistero, eccellenze con i prodotti tipici regionali del Piemonte, della Sardegna, Lombardia, Puglia, Sicilia, Trentino, Way, formaggi freschi e stagionati, salumi, miele, conserve, dolci, vino, aziende agricole con degustazioni, artigianato e hobby, e per i bambini laboratori creativi. E dai, venite a Varese il 2-3 maggio alla festa mercato Sapori e colori di primavera in centro città a Varese. Siamo a Sarmato, in provincia di Piacenza, e la sacra
polentata di primavera, non potete mancarla. Un evento conviviale e benefico per la comunità. Che sia benefico, sono ben contento, ma soprattutto se c'è la sacra polenta, fammela vedere. Domenica 22 marzo, ore 12:30, l'appuntamento per il pranzo è fissato presso la sede Alpini di Sarmato, provincia di Piacenza. Menù della tradizione: polenta, salsiccia, funghi e picula di cavallo, ok? Che sapete benissimo cosa sia, non c'è bisogno che ve lo dico io. Un menù tipico piacentino che include anche dolci e bevande incluse nella quota. È polenta, salsiccia, funghi e picula di cavallo. Bene. Domenica 22 marzo, signori, un'iniziativa benefica pro area parrocchiale. Bisogna però prenotare, ragazzi miei, se non prenotate non ce la fate, quindi cercate su internet Sarmato, polentata di primavera a Sarmato, questa domenica 22 marzo a partire dalle 12:30 e naturalmente buon appetito a tutti voi. Mi è venuta una fame, ragazzi miei. Sì, ci fermiamo, d'accordo, ci fermiamo, non prima naturalmente di avervi fatto l'appello figlio d'Apollo, ragazzi. Oggi è mercoledì, ma chi mi ascolta in replica è domenica, sono le 12:30 quasi, anzi no, quasi la una. E che facciamo? Non andiamo a votare? E per favore, dai, c'è il referendum sulla giustizia. Per piacere, per favore, alzare il culo, fare un giro. Avete tempo anche domani, lunedì, certamente. Ma visto che mi seguite nella replica di domenica, approfittate, non è ancora pronto da mangiare? Intanto che la mogliettina, o perché no, il maritino, fa da mangiare, alziamo il sederino e andiamo a votare. Si vota domenica 22 e lunedì 23 marzo fino alle ore 15. Perché votare? Perché vogliamo cambiare qualche cosa in questa giustizia e il referendum è importantissimo. Votate sì, votate no, l'importante è andare a votare. E qui c'è Sammy Varin che andrà a votare certamente, anch'io ho già tutto pronto, controllato, c'ho il certificato nuovo, lindo, appena nato sono, e me ne vado. Grazie per il gentile ascolto, grazie a Francesco in regia, ma è una minaccia. Io ritorno domattina alle 7:30. Avete ascoltato È tutto magna magna,